Benvenuti nello spazio di Friuli Venezia Giulia Strade, siamo insieme al presidente Raffaele Fantelli, ben trovato. Grazie a voi. Friuli Venezia Giulia Strade che è approdato al villaggio Barcolana, come mai avete deciso di scegliere questa meravigliosa manifestazione, questa location, proprio per parlare di quello di cui vi occupate, insomma dei vostri servizi? Allora, quest'anno noi festeggiamo i 15 anni di attività. E abbiamo incominciato un percorso da qualche anno di informazione, di cosa fa questa azienda, perché noi facciamo la gestione di tutta la viabilità regionale, quindi quasi 1100 km di strade e 200 km di piste ciclabili. Ma soprattutto è un momento anche di informazione perché noi gestiamo tutta la parte, quella che io dico l'hardware, quindi tutte le strade, però bisogna lavorare molto sulla sicurezza stradale, sull'educazione stradale, principalmente su alcune fasce di età. Perché chiaramente abbiamo l'onore e l'onere di gestire queste strade, però sappiamo anche quali sono le conseguenze e se non si ha una coscienza di come utilizzare la viabilità in maniera corretta. Ricordiamo che dove si trova lo stand e che cosa aspetta chi viene a trovarvi. Lo stand è il numero 68, tra l'altro siamo proprio dietro a voi, dietro Radio.0. E noi in questi 4 giorni da mercoledì abbiamo fatto 3 incontri al giorno, abbiamo parlato di tutto quello che noi stiamo facendo, quindi di manutenzione delle strade, di nuove opere, di come facciamo i progetti, di come gestiamo tutto il catasto delle strade, quindi tutta l'attività che i nostri collaboratori hanno preparato delle presentazioni, hanno preparato delle attività che hanno condiviso con gli utenti. Sappiamo che avete anche organizzato un vero e proprio evento nell'evento, di cosa si tratta? Sì, domani noi, come dicevo, festeggiamo i 15 anni di attività. Domani presenteremo una pubblicazione sulla storia della società, avremo come ospiti il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, l'assessore infrastruttura al territorio, l'ingegnere Mirante, avremo anche come ospite d'onore un ex ministro, l'onorevole Santuzza, che era stato Ministro delle Infrastrutture, Presidente Autovie e Presidente di FVG Strade. Quindi faremo una bella chiacchierata su come si è evoluta la viabilità in Regione, su cosa ci aspettiamo per il futuro e poi abbiamo un secondo passaggio dove abbiamo le università, abbiamo dei professori, dove parleremo di sicurezza stradale, di come prevenire l'incidentalità e come viene gestita il post-incidentalità. Avremo l'ACI, adesso magari mi sfugge qualcuno, abbiamo l'ACI, avremo il Presidente dell'Associazione delle Vittime, avremo, ripeto, l'Università di Udine, l'Università di Trieste, l'assessore e io che faremo. E domenica 8 invece, giorno della regata, che cosa avete in programma? Giorno della regata, coroniamo questa bella settimana con la regata e sicuramente sarà un bellissimo momento. Alla fine tireremo le conclusioni, però ripeto, oggi ho parlato con i ragazzi, noi abbiamo incontrato tante persone, abbiamo intervistato tante persone, il nostro obiettivo era sensibilizzare e far conoscere chi siamo e sensibilizzare appunto al comportamento di strada. Questo era l'obiettivo. Poi c'è la parte divertente, la parte ludica e domenica la chiudiamo con la regata. Benissimo, allora io la ringrazio, passate appunto nello spazio di FVG Strade, qui proprio davanti alla bellissima passerella di imbarcazioni che parteciperanno alla Barcolana. Sarà un appuntamento emozionante ma un'occasione per scoprire di più proprio sulla viabilità della nostra regione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie.